La montagna sta tornando protagonista nelle discussioni politiche. Il problema è che lo sta tornando per i motivi sbagliati. In Veneto si parla di skylight room, per cui di camere con vista del cielo stellato, si parla di piste da bob, si parla di pass gratuiti sulla viabilità silvopastorale a vantaggio dei cacciatori, danneggiando la viabilità silvopastorale. Ecco, di fronte a questi temi, che sono quelli che stanno tenendo banco in Consiglio regionale, noi vogliamo invece dare spazi e voce a chi si sta occupando dell'altra montagna, cioè della montagna concreta, quella che richiede soluzioni da un punto di vista di politiche abitative, da un punto di vista di garanzia dei servizi pubblici, dei servizi sanitari, della possibilità di poter continuare a scegliere di vivere in quei territori, della competenza invece di chi la approccia come ospite temporaneo. Ecco, l'altra montagna è il quotidiano online che ci sta cominciando ad aprire a questa nuova discussione in una maniera tecnicamente più precisa e controllata, e sta aiutando davvero sia le comunità a raccontarsi, le comunità montane a raccontarsi con le esperienze dirette di chi ci abita, e anche noi che viviamo in pianura o in collina, nel poter davvero comprendere l'identità che sta dietro i luoghi che visitiamo, per imparare una cosa semplicissima: la montagna non può sopravvivere col turismo di lusso e non può sopravvivere con progetti estemporanei. La montagna sopravvive e le comunità montane possono continuare a sopravvivere all'interno del territorio montano così sottoposto alla crisi climatica soltanto se ci approcciamo responsabilmente e se pensiamo a ciò che sta al fondamento della vita dignitosa all'interno di quei territori. Il Dolomiti è una testata che è nata a Trento il 1° settembre del 2016 in una stanzetta piccolina con un team di collaboratori giovane ma pieno di passione, ed oggi è una delle realtà più importanti del nord-est, che viaggia con circa 87 milioni, abbiamo fatto 87 milioni di pagine visualizzate nel 2023. Uno dei temi più importanti e che comunque sono più letti e dove abbiamo visto più riscontro da parte del pubblico è quello della montagna, e così abbiamo deciso, insieme a Pietro Lacasella, che è il curatore di questo progetto, di fondare l'Altra Montagna, una testata online, un prodotto interno al Dolomiti che però vive con canali social autonomi, con una rete di collaboratori autonoma, e che ha un comitato scientifico che si occupa di evitare inciampi, evitare le fake news, quindi aiutarci a fare una buona informazione il più possibile dettagliata, il più possibile scientifica, fondata su ricerche, su dati, con uno sguardo votato all'ambiente, ma proprio per questo non ideologico. L'Altra Montagna, portale che nasce un mese fa con l'intento di raccontare le terre alte con lo sguardo di chi le vive e di chi le studia. Questo portale si struttura sinteticamente in 4 sezioni principali. La prima è dedicata agli articoli, la seconda è dedicata ai podcast, la terza invece a dei video di approfondimento. Il primo video era dedicato agli alberi cresciuti sulla frana del Vajont, sui frantumi del Vajont, e alberi dalle forme particolari che si fanno monumenti vegetali alla memoria. Il secondo video invece è dedicato al settore turistico dello sci, un settore turistico che deve per forza di cose incominciare a ricalibrarsi sui nuovi scenari climatici che si stanno aprendo. La quarta è uno spazio che mettiamo a disposizione dei collaboratori per costruire dei contenuti di carattere soggettivo. A questo portale si affianca un comitato scientifico pensato come punto di appoggio per evitare di inciampare su pericolose derive ideologiche, invece per affidarci all'oggettività scientifica.